Ucciso il maggiore Pezzullo, c'è un sacco di droga. Noi ci siamo arrivati un mese dopo l'uccisione di Pezzullo e abbiamo distrutto un campo di oppio, di droga, enorme. Quanto grande era il campo? 550 ettari di terreno circa, coltivati ad oppio. E i talebani ci hanno attaccato 2 giorni dopo che eravamo arrivati. Ne abbiamo ammazzati 2 e feriti altri 5. Dei nostri è rimasto ucciso un poliziotto durante i combattimenti. Perché i talebani vi hanno attaccato mentre stavate distruggendo i campi di droga? Loro ci attaccano perché guadagnano sulla droga e vivono sulla droga. Con quei soldi mantengono loro stessi e le loro famiglie e inoltre ci comprano le armi. Quindi droga e terrorismo vanno insieme? Certo, è proprio così, sì. Questa è la valle di Jigdalek, sempre nella provincia di Sorobi e sempre sotto il controllo dei soldati italiani. E questi sono i campi